Siamo nelle bellissime sale dell'Ateneo Veneto questa sera per presentare il libro del professor Franco Mandelli, Ho sognato un mondo senza cancro, che vede questa sera la sua tappa veneziana. Le presentazioni si susseguono in molte città d'Italia e il libro è dalle classifiche, per esempio ultima del Corriere della Sera di ieri, è quasi in vetta alle classifiche della saggistica e ogni settimana incrementa le vendite. Quindi siamo molto felici di averlo con noi. La sezione di Venezia dell'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma ospita appunto questa sera il suo presidente per la presentazione di questo libro che è la storia di una vita, ma non solo, è il percorso fondamentalmente dell'ematologia italiana attraverso Roma, ma di riflesso in tutta Italia, che ha portato da una situazione proprio minimale, direi, piccola, a una grande sviluppo sia delle strutture a Roma e nelle altre città d'Italia, sia soprattutto nelle terapie e nella capacità di curare i malati. Io passerei immediatamente la parola al professor Mandelli, che ha tra l'altro presidente dell'AIL da oramai 5 anni, da quando cioè ha smesso per motivi di quiescenza la cattedra di ematologia all'Università di Roma e correlativamente i centri di terapia sempre a Roma, le cliniche, meglio ci potrà spiegare appunto il professor Mandelli. Però il professore continua a diciamo, esercitare e rimane in stretto contatto con i malati con i quali appunto aveva rapporti anche precedentemente e ne arrivano sempre di nuovi perché sono testimone di tanti casi che chiedono appunto il parere direi il più illustre ematologo italiano. Più illustre no, ci sono tanti ematologi bravi in Italia perché direi che in questo libro ho cercato di dare alcuni messaggi importanti. Il primo fondamentale è che l'AIL è l'ematologia italiana. Se non ci fosse l'AIL non ci sarebbero centri di ematologia di alto livello come sono dall'estremo nord all'estremo sud d'Italia. Se non ci fosse l'AIL con le decine di migliaia di volontari, i malati non sarebbero assistiti con tanta umanità e nel libro sottolineo l'importanza del volontario che accoglie i malati nei centri di trattamento con un sorriso, con una carezza e che secondo me ha un ruolo importantissimo anche nel condizionare il personale strutturato e pagato, cioè un infermiere, un medico, un biologo non possono non adeguarsi al comportamento dei volontari. I volontari in quanto tali sono il prototipo dell'umanità. I malati vengono in ospedale e si ricordano quasi più del volontario che del medico. Nel libro poi ci sono dei messaggi di varia natura, fra cui uno molto importante è quello di dare la speranza sempre. Anche i malati che sono riportati nel libro e che non ce l'hanno fatta, però nelle storie che racconta, che sono storie tutte prese dalla realtà, danno speranza ai malati, perché io quello che sottolineo è che non si deve mai togliere la speranza al malato. È fondamentale, perché il malato se non ha speranza non vive. Il malato non deve essere mai messo in disparte dalle conoscenze, però il malato non chiede mai, dottore, quando morirò, perché non lo vuole sapere, a parte che non credo che i medici possano dare una data della morte. Ecco, non so se avessi saputo la fatica improba che mi è costato questo libro, non so se l'avrei fatto, però adesso che l'ho fatto sono contentissimo,
che il messaggio resta, è importante, è fondamentale e tutti i proventi del libro, tutti vanno all'AIL, cioè i diritti d'autore e eventuali altre iniziative che potrebbero derivare dal libro, i proventi tutti all'AIL e verranno distribuiti a tutte le 80 sezioni dell'AIL d'Italia e quello è molto importante perché sono 80 sezioni che sono i soci dell'AIL e quindi questo è il nostro messaggio, continuare a sperare, continuare a raccogliere fondi perché solo così l'assistenza migliora e si possono realizzare delle ricerche importanti. Sicuramente ci sono una serie di testimonianze toccanti nel libro, sia di coloro che ce l'hanno fatta, grazie appunto all'impegno dei medici ematologi, sia di coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta, però la legge ha sempre questa speranza nei parenti, ad esempio, di alcuni, anche e soprattutto bambini, e quindi un libro, oltre che toccante, però fornisce anche, come in una corsa ad ostacoli, che è entusiasmante, perché io stesso, come molti altri amici, leggendolo, dice si comincia a leggerlo e bisogna arrivare fino in fondo, perché ci sono le varie tappe dell'ematologia italiana che si sviluppano, che crescono e ogni volta si va più avanti con i pazienti che vengono sempre meglio assistiti e con una speranza di vita sempre crescente. È quello che motiva fondamentalmente tutto il nostro impegno. Poi ci sono schede tecniche interessanti nel libro, che il professore ha scritto a proposito di queste malattie, che alcune appunto leucemie, linfomi, mieloma, e sulle terapie di cura, sulle prospettive, sul come nascono, per quanto se ne possa dire, e quindi anche da questo punto di vista è un libro piuttosto completo. Ma ripeto, è questa galoppata attraverso 40 anni di ematologia italiana che affascina e devo dire, e poi c'è la capacità dello scrittore e queste testimonianze che fondamentalmente sono molto incisive.